Garavaglia è una persona concreta che sa ascoltare, è un coro unanime quello che si alza dagli operatori del turismo che hanno incontrato il ministro. Sul tavolo le priorità per ripartire, ad iniziare dalla carenza di personale, ma dall'esponente del governo sono arrivate rassicurazioni. Il consolidamento della legge 145 della Bolkestein, il ministro anche oggi ci ha dato conferma e rassicurazione che subito dopo l'estate verrà ripresa in maniera proficua l'interlocuzione col commissario Breton. La situazione è al momento tragica, ad esclusione di mare e montagna da cui arrivano segnali di ripresa per luglio e agosto, le città e i borghi sono in sofferenza. È la fotografia di Assoturismo Veneto Confesercenti che evidenzia come a pesare sia l'assenza dei turisti stranieri. Finché non vengono rimessi tutti i voli intercontinentali e internazionali dovremo soffrire. Invece il polso sul mare e montagna, visto la nostra presenza degli italiani, è abbastanza buona. Concetto questo rimarcato anche da Federalberghi. Uno riguarda quello delle infrastrutture. Se il turismo riparte, necessariamente c'è bisogno che riparta anche tutto il sistema del trasporto, altrimenti resteremo relegati ancora per molto a un turismo di prossimità e non ce lo possiamo permettere.